Buonasera a tutti e ben ritrovati su Telenutria, il telegiornale stupido. Vi ricordo che da oggi parte il nostro nuovo concorso Vinci Renata, la nutria affamata. Guardate che razza di splendido esemplare di nutria, 16 kg di animale che mangia come un Doberman e caga come una mucca con il cagotto. Potete vincerlo inviandoci i filmati ai contatti qui in sovraimpressione e il più divertente, gli spederemo a casa questo splendido animale che vi farà compagnia a letto e fa le fusa come un capriolo. Ma adesso diamo la linea alla regia per le anticipazioni delle notizie flash del giorno. Restate con noi! Campedello. Stavano provando i nuovi sci da strada, ma hanno trovato un tocco di marciapiede non asfaltato e si sono grattati il muso per terra. Molteplici le scoriazioni e le bestemmie. Maserata. Questa giovane ragazza voleva rinfrescarsi nella fontana, ma è scivolata per terra e ha preso una botta così forte che è diventata balba. Costa di Rovigo. Voleva fare ginnastica, ma qualcosa è andato storto. Le ballotte sono state ritrovate sotto al divano. Pionca di Vigonza. Stava montando il nuovo tavolo in prezioso cristallo, ma si è spaccato tutto. Il malcapitato ha tirato un porcasso per ogni tocchettino di vetro e finirà il mese prossimo. Zobon. Questa ragazza voleva fare canestro guidando la motorella, ma ha perso l'equilibrio e si è consumata ai zanocchi sull'asfalto. Lonigo. Volevano provare un passo di danza, ma erano poco sincronizzate. Le due ex amiche si sono pestate fino a notte fonda. Albisano. Voleva fare il figo con la bicicletta, ma ha fatto una gran figura di casso. Un pedale gli si è infilato nel sedere e ora per fare la cacca dovrà mettere il cavalletto. Nosellari. Voleva fare un video da figa per TikTok, ma qualcosa è andato storto. La testonata si è udita a 10 km di distanza, tanto che gli abitanti del paese erano convinti che il prete avesse cambiato le campane. Merlara. Giocava a spruzzarsi l'aria del compressore in bocca, ma ad un certo punto gli è partito un ponte e l'ha ingoiato. Il giorno successivo tutta la famiglia lo ha cercato nella cacca. Fonte. Voleva attraversare il ponte con la nuova moto comprata il giorno prima, ma era scaltro come un water. La moto è stata recuperata e portata al ferrovecchio. Cavasere. Voleva fare il Secasi Car Wash, ma è scivolato come un merlusso e si è spaccato la mandibola sul cofano. 90 Vicentina. Questo signore vecchiotto stava andando a fare la spesa, ma ha scambiato l'acceleratore per il freno ed è entrato nel negozio con tutta la macchinetta. Il padrone del negozio si è un po' arrabbiato e ha detto accidenti e capperi. Formignana. Si stava allenando a fare pole dance, ma aveva attaccato il palo con la Vinavil. Il culo si è fratturato ed è stato ingessato. Passarella di sotto. Voleva fare surf su una grande pozzanghera, ma non tutto è andato alla perfezione. Il problema è che poco prima le vacche e i tori della stalla avevano pissato e cagato proprio in quella pozzanghera. Costa Bissara. Avevano sentito che al bar c'erano le birre medie a 2 euro, ma erano già troppo carichi e sono deragliati come dei bauchi. Le bestemmie sono state innumerevoli.